Eccoci ragazzi, oggi siamo al passo Piane Fugazze fra il Trentino e il Veneto. Oggi il nostro obiettivo è il Rifugio Papa. Questa è una zona che conosco molto bene, quindi vediamo un po' com'è il tempo e vediamo di arrivarci. Mi raccomando, seguite bene tutto il video, in quanto è una zona che conosco e quindi vi potrei dare dei buoni spunti. E inoltre in fondo al video metterò il percorso tracciato con il GPS, con relieve, in modo che si può vedere bene tutto il giro che abbiamo fatto in montagna. Ecco, questa qui è la famosa strada degli eroi, però è lunga, è una strada di 10 km. Io di solito la faccio facendo tutti i taglioni. Il primo step sarà arrivare alla Galleria d'Ave. Dopo vorrei fare le creste del Pasubio per arrivare fino alla Sella dell'Incudine, cima a Palon e poi scendere verso il rifugio. Ecco amici la montagna. Qui parte il primo taglione. Adesso mi ricordo sono 5-6 taglioni da fare, mentre invece chi preferisce una via un po' più tranquilla può proseguire sul sentiero. È impossibile perdersi perché il sentiero è tutto qui. Ci vediamo. Ciao. Eccoci amici di montagna, primo step completato. Ecco la Galleria d'Ave. Noi adesso qui, allora, andando sotto la galleria e passando di là, si va a Rifugio Papa seguendo la strada degli eroi. Noi invece dovremo prendere questo sentiero che ci porta fino a Rifugio Papa. Quindi questo sentiero non è un sentiero per tutti, è un po' impegnativo, ma più che altro ci sono anche dei punti esposti, quindi se qualcuno ha paura dell'esposizione o ha un po' di timore è meglio che prosegua per il sentiero degli eroi. Adesso noi dobbiamo andare su qua a sinistra, però... È una bellissima giornata oggi. Ecco dove stiamo andando, sulle creste.
Eccoci, secondo step raggiunto. Purtroppo c'è ancora nebbia. Siamo alla Sella dell'Incudine 2114. Eccoci qua. Adesso proseguiamo. Ecco, Sella dell'Incudine perché purtroppo non si vede, là c'è uno sperone roccioso che ha forma di incudine, è raggiungibile molto facilmente da lì in 10 minuti. Però oggi non ne vale la pena visto il tempaccio e quindi direi di proseguire per la Spalon e speriamo che si apra un po' il cielo, dai. Ciao amici, ci vediamo su. Eccoci, qui c'è un bivio, come potete vedere, volendo si gira a destra e si va subito a Rifugio Papa per chi non vuole stare lì e andare fino a Cima Palon, mentre a sinistra si segue per Cima Palon. Vedo che si sta schiarendo, potremmo tentare. Seguitemi perché in cima, dopo Cima Palon, c'è una bellissima cosa a vedere che mi emoziona tutte le volte, perché è un arco romano ed è incredibile, un arco romano messo a 2000 metri di altezza. Quindi continuiamo e ci vediamo su Cima Palon. Ecco ragazzi, terzo step raggiunto, Cima Palon 2232. Bene, è uscito un po' di sole. Vabbè. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa almeno. Oh, meno male. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla chiesetta di Santa Maria. Da qui in circa 20 minuti siamo a Rifugio Papa. Devo però darvi una chicca, siccome il Rifugio Papa è sempre veramente strapieno di gente, c'è una ressa incredibile, vedete quella casetta in parte alla chiesa? Ogni tanto, adesso non so gli orari, bisognerebbe guardare in internet e non sempre penso siano quelli, è un ristoro degli alpini, quindi quando c'è veramente ressa si può in 20 minuti, facendo la strada che noi adesso stiamo facendo in contrario, si può arrivare qui e rifucillarsi qui. Si fa del bene perché gli alpini sono un'associazione incredibile, perché sono alpino anche io, e si sta meglio perché non c'è casino. Adesso poco sotto c'è l'arco romano e così almeno vi faccio una foto anche di quello, ok? Dopo ci vediamo al Rifugio Papa perché è una fame boia. Ciao.
Ecco, raggiunto l'ultimo obiettivo. Dopo 3 ore e un quarto siamo arrivati al Rifugio Papa. Qui di solito c'è un sacco di gente, perché qui confluiscono un sacco di sentieri. Vedete, quello che vediamo di fronte a noi è il sentiero di ritorno di chi fa le gallerie, le famose 52 gallerie del Pasubio. Ma dai, che vengono su qua, ci sono un sacco di sentieri. Quello lì in alto, che adesso vi mostro perché sta passando un po' di gente, quello là in alto, vedete? È quello che porta giù dalla ferrata Falcipieri. Bella anche quella. Vedete, Bocchetta Campiglia è la strada di ritorno per quelli che fanno il sentiero delle 52 gallerie. Poi ci sono un sacco di sentieri da fare. C'è la Val Canale, Val Fontana d'Oro, le famose 52 gallerie, il Duderle. Eccolo il Rifugio Papa. Ok, siamo arrivati. Adesso mi fermo a mangiare qualcosa perché ho una fame cane, poi provvedo il ritorno. Ciao ciao! Eccoci amici miei, adesso un saluto al Papa, al Rifugio Papa chiaramente, e riprendiamo la strada degli eroi. Questa volta facciamo tutta la strada degli eroi fino alla Galleria d'Abbé e magari facciamo una corsettina. Ciao! Eccoci ragazzi, dopo una corsettina eccoci tornati nel punto intermedio. Siamo arrivati alle Gallerie d'Abbé, il punto dove poi abbiamo girato per fare il sentiero delle creste. Non mi meraviglierei se dall'altra parte della galleria ci fosse il sole. Non è la prima volta. Non è la prima volta che capita questo. Adesso attraversiamo la galleria che abbiamo visto prima. Incontriamo il sentiero che abbiamo fatto per fare le creste. Dopo 200 metri circa riprendiamo il sesto taglione e torniamo giù. Nel giro di un'oretta dovremmo essere alla macchina. Eccoci, sempre bella la galleria. Infatti mi sembra di vedere un flebile sole.
però vediamo, magari mi sbaglio. No, non è che c'è proprio un sole, però dai, da questa parte non è male. Ecco il sentiero della Creste che abbiamo fatto questa mattina, e adesso torniamo giù e ci vediamo alla macchina. Ciao ragazzi, ciao amici della montagna. Amici della montagna, il nostro viaggio anche oggi è finito. Ringraziamo di essere riusciti a portare a casa lo zaino anche oggi. Vi invito, se il video vi è piaciuto, a mettere un bel like per aiutarmi a far crescere il canale, che tanto a voi non costa nulla, mentre a me mi può aiutare molto. E se volete ricevere aggiornamenti sui miei prossimi video, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al mio canale. Buon tutto e buona montagna a tutti.